Siamo in diretta da Caronno Pertusella con mister Gatti della Caronnese. Allora mister, 1-0 sabato, 1-0 anche oggi, le chiedo innanzitutto quanto è soddisfatto di questa vittoria. Vabbè, certo, è il primo round nostro 1-0 contro una squadra che sapevamo molto forte, che aveva assenze molto importanti davanti, anche noi avevamo qualche assenza importante, i giocatori sono stati bravi a non far rimpiangere chi mancava e hanno fatto soprattutto un secondo tempo molto buono. Esatto, l'impressione è stata proprio questa, il Ciliverga è partito forte nella prima frazione, nella seconda invece avete preso una traversa, avete segnato il gol decisivo, ma soprattutto non avete concesso quasi nulla all'avversario. Sì, certo, loro hanno speso tante energie nel primo tempo, hanno subito cercato di metterci nella nostra metà campo e in realtà ci sono anche riusciti, perché hanno avuto 2 o 3 occasioni importanti dove sono stati bravi i nostri difensori a salvare. Piano piano che la partita è andata avanti, diciamo, abbiamo preso qualcosina anche noi, perciò direi primo tempo bene loro, secondo tempo bene noi. Noi siamo stati bravi a fare il gol, loro non l'hanno fatto, ma sicuramente 2 squadre che hanno onorato questa partita di Coppa, è stata una bella semifinale. Situazione infortuni, quanti sono recuperabili per domenica? Abbiamo visto uscire un altro giocatore anche qua per infortunio, Diatta al minuto 40. Non lo so, non so se possiamo recuperare qualcuno per domenica, domani ci alleniamo, tiriamo le somme e vediamo cosa riusciamo a fare. È chiaro che avevamo qualche defezione importante, ma vi ripeto, anche loro avevano defezioni molto importanti. Nel weekend giocate contro Seveso, c'è anche Pavia Solbiatese, quindi una grande occasione comunque di accorciare sulla testa della classifica. Ma dopo aver speso tanto oggi dobbiamo pensare a recuperare le energie per questa partita. Io ho visto il Seveso e devo dire che sono una squadra importante, ha fatto una grande partita con la Solbiatese, arriva da un 3-0 in casa col Verbano, una squadra in salute che ha giocatori molto determinati e determinanti. Noi faremo di tutto per portare a casa dei punti anche da quel campo difficile. Ancora complimenti mister per questo successo. Giro i complimenti ai ragazzi che sono stati protagonisti di questa partita. Grazie. Grazie. Siamo in diretta da Caronno Pertusella con mister Quartuccio del Ciliverga. Allora mister, la sua squadra ha iniziato molto bene la partita, un buon primo tempo, tante occasioni create, il gol sfiorato da Torri, poi un po' meno nel secondo tempo, un po' più di fatica, forse anche per la stanchezza. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo ad alto livello con un grande ritmo, mantenerlo anche il secondo tempo era un po' più difficile, ci abbiamo provato, poi la Caronnese giustamente era in campo anche lei, ha tirato fuori quello che aveva e siamo andati un po' sotto tono, un po' sotto ritmo, loro hanno trovato il gol, quindi complimenti a loro, ci rivedremo a ritorno. Detto che appunto nulla è ancora perduto, una prestazione comunque di buon livello della sua squadra in cui mancavano diversi giocatori molto importanti per squalifica. Sì, le assenze ci sono, però chi ha giocato ha comunque fatto il suo, infatti non abbiamo preso una classica imbarcata, quindi vuol dire che chi ha giocato è all'altezza di chi era fuori, di questo ne siamo contenti. Poi il risultato è un risultato che ci permette comunque di rimanere in partita, quindi si deciderà tutto al ritorno. Nel weekend comunque l'occasione di rifarsi contro la Bedizzolese, anche perché c'è lo scontro tra le prime 2 della classe, tra Ospitaletto e Castiglione. Sinceramente stiamo guardando in casa nostra perché il campionato è talmente lungo, quindi cerchiamo di migliorarci noi ogni giorno, poi quello che succede sugli altri campi, come si dice, ognuno ha i suoi problemi. Pensiamo a noi alla partita che verrà domenica e poi in serata vedremo cosa è successo. Grazie mille mister. Grazie. Siamo in diretta da Caronno Pertusella con Samuele Bresciani, centrocampista del Ciliverga. Allora, sconfitta per 1-0 oggi, però comunque una prestazione sicuramente di livello della tua squadra. Sì, secondo me il primo tempo abbiamo giocato molto bene a calcio, ci è mancato naturalmente il gol, il secondo tempo magari loro hanno avuto qualche occasione in più, però comunque abbiamo fatto una buona gara. Tre assenze importanti oggi per squalifica dei senatori della squadra, che però con tutta probabilità ci saranno anche al ritorno tra 15 giorni. Esatto, sì, ci sono mancati Triglia, Minessi, che comunque in 2 hanno 18 gol all'attivo, e il difensore dietro Mauro Belotti che ci guida sempre molto bene la linea difensiva.
Ora si riparte anche per cercare di avvicinarsi sempre di più alla vetta, visto gli impegni del weekend. Sì, esatto, adesso lavoriamo naturalmente per domenica, che ci aspetta una partita importante, e poi naturalmente per il ritorno con la Caronese. Grazie mille. Grazie. Siamo in diretta da Caronno Pertusella con Federico Corno, capitano della Caronnese e autore del gol decisivo nell'1-0 di oggi. Anzitutto, che vittoria è stata? Un primo tempo non facile, di sofferenza, poi però siete usciti alla grande nel secondo. Il primo tempo abbiamo sofferto, ha giocato meglio il Ciliverga, ci ha messo un po' in difficoltà, non avevamo preso le misure al meglio. Il secondo tempo invece siamo diventati un po' più aggressivi e abbiamo avuto meno offerta con la palla e per fortuna è andata bene. Oggi un'altra grande prestazione da parte tua, un altro grande gol, però vorrei soffermarmi sul salvataggio, sulla linea al minuto 44 con cui hai fermato un gol quasi certo praticamente il Ciliverga. È stata una ripartenza del Ciliverga importante, ne ha fatte 2 o 3 il primo tempo di spessore e c'era Papigno, il mio compagno, era un attimo in difficoltà, ho preso il suo posto, mi sono trovato lì, per fortuna è andata bene. 2 vittorie di fila per 1-0, ora domenica per continuare la striscia. Assolutamente sì, è importante vincere, 1, 2, 3, 0, 3, 1, è importante vincere, però sicuramente sono state 2 partite sofferte contro avversari di spessore sia Monferrano che soprattutto oggi Ciliverga. Grazie mille. Grazie a voi.